Io sono qui, ma qualcuno mi dovrà spiegare un giorno perché in Veneto c'è questo grande fermento. È più bello fare l'amore o guardare la televisione? Ammesso e non concesso che sia più bello fare l'amore che guardare la televisione. Perché tutte le sere guardate la televisione e non fate l'amore? Sparati. Chi ha fatto i miliardi per alzare il sistema immunitario è l'Actimel Danone, che si diceva beviti lo yogurt al mattino e ti alzi il sistema immunitario. E allora io un giorno ho incontrato un signore che tutte le mattine si faceva 3 yogurt. Ho detto: perché prendi 3 yogurt? Beh, se uno alza, sai 3 quanto ti alzano. E ho detto: però che fa? Voi sapete che la medicina preventiva è molto utile, perché previene la carenza di malati. Allora, nel momento in cui... Amici di Salus Bellatrix, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13. Ovviamente questa è un extra 13 perché sto aspettando questa sera esattamente dal 2013, sono 10 anni, e con noi abbiamo finalmente il dottor Claudio Trupiano. Vari pezzi, mettendo insieme varie metodologie, questa sera vedremo anche come possiamo essere finalmente e definitivamente padroni del nostro destino. Grazie. Buonasera, bentrovati, benvenuti. Dopo 10 anni non posso non ringraziare Francesca per la sua tenacia, per la sua volontà e la ringrazio di cuore, e soprattutto la ringrazio per quello che fa e per come lo fa, perché a volte c'è bisogno di forze trainanti. Allora, io sono qui, ma qualcuno mi dovrà spiegare un giorno perché in Veneto c'è questo grande fermento. Io vengo dall'Umbria, non sono umbro, ma vengo dall'Umbria, e non trovo tanto fermento in nessun'altra parte d'Italia. Quello che trovo è il comune denominatore di tutti gli incontri che faccio. Cambiano i dialetti, cambiano i menù, ma c'è sempre lo stesso comune denominatore. Prevale sempre il genere femminile. Però vedo che ci sono diversi maschietti stasera e questo mi fa molto piacere. Per me è una sorta di garanzia di autenticità, perché quando c'è un percorso di crescita personale c'è niente da fare. Il femminile... Viciniamo un po' in qualche modo. Sì. Grazie. Giriamola magari. Ok. Com'è? Contro di me. Contro? Ok, grazie. E quindi dicevo che la garanzia di autenticità anche stasera è confermata, quindi posso iniziare la conferenza. So che diversi relatori mi hanno preceduto parlando di 5 leggi biologiche. Stasera volevo darvi qualcosa in più, che è il frutto di un lungo lavoro di quasi 20 anni che mi porto dietro, perché io non sono più bravo di nessun altro, ho solo cominciato prima questo studio. E come tanti di voi, chi di voi ha già fatto un percorso di conoscenza delle 5 leggi, voi sapete che si arriva alla fine dicendo: bene, ho capito il nesso causale tra psiche e corpo, e adesso? Una volta che ho capito il mio conflitto, come faccio a risolverlo? Voi sapete che un conflitto biologico non si risolve con la volontà, con la consapevolezza. Si risolve cambiando le condizioni biologiche che lo rendono attivo. La biologia non ha nulla a che fare con la psicologia, e quindi io per anni mi sono trovato di fronte al problema di aiutare non solo le persone, anche me stesso, di fronte a una situazione conflittuale che non si può risolvere perché lo vogliamo. La biologia è un campo nuovo, nuovissimo,
che non è minimamente considerato né dalla psicologia né dalla medicina né tantomeno dalla psichiatria. È un ambito completamente nuovo. Ciò che è biologico va interpretato come ciò che è logico per la vita. È più bello fare l'amore o guardare la televisione? Ammesso e non concesso che sia più bello fare l'amore che guardare la televisione, perché tutte le sere guardate la televisione e non fate l'amore? Perché guardare è una cosa molto semplice, era per introdurvi il concetto di biologico. Io parlo di fare l'amore, non fare del sesso. Se io guardo la televisione, schiaccio un bottone e mi metto lì in modo passivo a ricevere tutto quello che mi propinano. Per fare l'amore devi creare le condizioni biologiche perché questo tu lo possa fare. E qui entriamo in una dimensione che, ripeto, dalla medicina ufficiale non è ancora riconosciuto. Vorrei fare una premessa, questo lo dico per rispetto dei medici presenti, e soprattutto per sfatare una sorta di credenza che ci portiamo dietro, o meglio, ci sono i denigratori delle 5 leggi biologiche che fanno parte del sistema. Vorrei fare questa premessa: non è in discussione la validità della medicina ufficiale. Io credo che nessuno può legittimamente contestare il valore del progresso scientifico medico. Ci sono molti farmaci che sono utilissimi, non parliamo degli interventi chirurgici, tantomeno del pronto soccorso. Cioè non è in discussione il progresso scientifico medico. Quello che è in discussione è l'ostinazione da parte della medicina di non voler considerare il vissuto di una persona. In fondo alla medicina ufficiale, questo è il limite, non gli interessa tanto trovare le cause. Se voi prendete il libro di patologia medica dove studiano i nostri studenti futuri medici, noterete che l'aggettivo più ricorrente è la parola sconosciuto, cioè la causa delle malattie. Ma più di tanto non interessa perché? Perché noi viviamo in un mondo di medicina occidentale, cosiddetto medicina allopatica, cioè io vado contro il sintomo, contro la cosiddetta malattia. Io devo togliere il sintomo, devo togliere il dolore, devo togliere il tumore. Questo è l'obiettivo. E molte volte ci riescono, tante volte no. Però se chiedi a un medico cos'è un diabete, credo che non ci siano più misteri sul diabete, perché si alza la glicemia. E come si lavora sul diabete? Con tutti i sistemi moderni che conosciamo, soprattutto dando insulina alle persone. Ma se voi chiedete al medico perché viene il diabete, ti dicono che il diabete è una malattia autoimmune. Quando non sanno trovare la causa di un sintomo che si riflette sul corpo, ti dicono che l'artrite è una malattia autoimmune. Cioè che cos'è? Il sistema immunitario, voi sapete che il sistema immunitario è quel sistema meraviglioso che ci serve per difenderci da tutto ciò che è negativo per il nostro corpo. E come si fa a alzare il sistema immunitario? I consigli sono i più disparati. Chi ha fatto i miliardi per alzare il sistema immunitario è l'Actimel Danone, che si diceva beviti lo yogurt al mattino e ti alzi il sistema immunitario. E allora io un giorno ho incontrato un signore che tutte le mattine si faceva 3 yogurt. Ho detto: perché prendi 3 yogurt? Se uno alza, sai 3 quanto ti alzano. E gli ho detto: però tu sai che cosa sono le malattie autoimmuni? E gli ho spiegato brevemente che è il sistema immunitario che in un certo tipo di persone, non si sa quali, non si sa quando, si rivolta contro il corpo. Perché? Io nel mio libro ho coniato perché sono un SS. Sapete chi è un SS? È una persona scientificamente sfigata.
perché non c'è altro modo di capire perché a me viene il diabete. Poi ovviamente la medicina nella ricerca delle cause va indietro nel tempo, e se ti trovano l'avo, il nonno, lo zio che ha avuto il diabete, il gioco è fatto. Se nessuno dei tuoi precedenti ha avuto quella malattia, è pazienza, è il sistema immunitario che è impazzito. Ora, signori, nulla di tutto questo. Finalmente ora, grazie alle scoperte di quest'uomo, siamo in grado di capire il perché avviene qualcosa nel nostro corpo. Ovviamente il buon Hammer si è impuntato sulla storia dei tumori, ma io nel mio libro ho cercato di fare un passo indietro, nel senso di dire cerchiamo di dimostrare anche le patologie più semplici. Il brufolo, perché viene un brufolo? Perché viene un herpes? L'herpes labialis, che lo potete avere sul labbro inferiore e il labbro superiore. Sono due conflitti completamente diversi. Viene a destra o a sinistra, sono due conflitti, altre due modalità completamente diverse. E le cose che vi vorrei passare stasera, in quanto situazioni biologiche, non le puoi verificare in modo percentuale. Qui la risposta ce l'hai al 100%. Una donna, se è incinta, non può essere incinta al 33%. O sei incinta o non sei incinta. E la stessa cosa avviene per il riscontro delle patologie. Hammer, per tutta la sua vita, ha sempre invitato tutti gli stati, tutti i governi a dire: signori, invece di spendere soldi a mettermi in galera, 2 volte è stato in galera quest'uomo, 2 volte per tutta la vita l'hanno massacrato in tutti i modi, gli hanno ucciso i suoi 4 cani, gli hanno fatto di tutto e di più, è rimasto in esilio in Norvegia per diversi anni, poi alla fine è morto dell'unica malattia che lui poteva subire, che è l'infarto del miocardio. Ma lui aveva sempre detto: signori, invece di spendere tempo anche per i giornalisti che devono fare il loro lavoro, portatemi un vostro malato, non uno dei miei. Se io non riesco a dimostrare che dietro quella malattia c'è quel nesso causale con la psiche, io brucio tutto, si fa presto. Nessuno ha mai fatto questo. È la stessa identica cosa che io, insieme ad altri 8 medici, nel 2006 siamo andati a Roma fisicamente per portare una lettera, una richiesta che potesse essere protocollata dal Ministero, e abbiamo chiesto in questa lettera che eravamo disposti a sederci intorno al tavolo e fare le verifiche delle scoperte di Hammer. Dal 2006 a oggi ancora non abbiamo ricevuto una risposta. Perché? Perché non vogliono sedersi a un tavolo, non vogliono verificare queste scoperte. Quindi io stasera sono qui per introdurvi l'argomento e passarvi anche quella novità che da quest'anno, a partire da settembre, porterò in Veneto per la prima volta, cioè come si fa a capire un conflitto, come si fa a risolvere un conflitto, come faccio a creare le condizioni biologiche per spostarmi dal conflitto. E questo è il motivo per cui questa conferenza l'ho intitolata La biologia rivelata, che è la somma di 3 materie che così per caso mi sono ritrovato in mano dopo aver studiato per tanti anni le leggi biologiche, che sono lo studio dell'enneagramma e lo studio della comunicazione non violenta di Rosenberg. Ed è questo, mi fa piacere che poter iniziare questo percorso, e io tra l'altro, ripeto, nell'arco di un mese mi sono ritrovato a Bassano 2 volte a fare conferenze, stasera sono qui, presto sarò a Udine e continuo a verificare questo fermento. Bene, sono contento di fare 500 km, per non dire 1000, per venire a raccontare di questa scoperta che io ritengo essere una fortuna. Purtroppo tutto questo, come ho scritto nelle copertine dei miei libri, non è ancora per tutti. Nel secondo libro ho scritto solo per pochi. Perché? Perché non è facile destrutturare le credenze. Noi viviamo di strutturazioni mentali e ci ritroviamo nell'impossibilità di
aprire gli occhi del bambino della favola di Andersen che ti dice il re nudo, perché la gente è ipnotizzata, è dormiente. In fondo il lavoro che sta facendo Francesca, condividevamo prima alcune osservazioni al riguardo, questa crisi che abbiamo appena finito, che abbiamo appena passato ma non è ancora finita, ha svegliato molte persone. La crisi che abbiamo vissuto non è tanto la solita crisi finanziaria, economica, religiosa, è una crisi dell'individuo. Stiamo entrando in un percorso molto pericoloso perché stanno cercando di destrutturare la nostra identità. Le mascherine cosa servivano se non annullare la nostra identità? Ovviamente apro e chiudo una parentesi, tutto quello che dico non dovete crederci, lo dovete verificare, tutto quello che dico avete il diritto, il dovere di alzare la mano e di contestarmi. Quando c'è una persona dietro un microfono non credete mai a quello che dice, chiedete, e se la persona non sa rispondervi vuol dire che non sa cosa sta dicendo. Questa è una lezione che ho imparato dal mio professore di filosofia. Il primo anno di liceo, avevo studiato tutti i filosofi, e lui mi ha detto: Tropiano, hai studiato? Sì, professore, so tutto. Dimmi cos'è un filo d'erba. Voi sapete cos'è un filo d'erba, vero? Sì? Qualcuno è in grado di dirmi cos'è un filo d'erba? Io sono rimasto lì. Tu sai cos'è, Tropiano, un filo d'erba? Ma certo, professore, che so cos'è. Allora dimmelo. Forse un botanico qui presente potrebbe dirmi cos'è un filo d'erba. Ma se io non so spiegare cos'è un filo d'erba, vuol dire che non so cos'è. Se voi chiedete a un medico, a un oncologo, mi dimostra la metastasi, mi trova una cellula cancerogena nel flusso sia della linfa piuttosto che non del sangue, una cellula cancerogena che si diverte ad andare in giro per il mio corpo. Mi sa dire perché un tumore viene al seno destro o al sinistro di una donna? Qui dentro ci sono delle persone che sono entrate destrime, ne usciranno mancine. Almeno questo regalo ve lo vorrei fare, cioè farvi capire stasera, chiedendovi di verificarlo, perché una malattia viene a destra o a sinistra del corpo. Il corpo non è stupido, non fa ambarabacci ciccocò. Chi di voi è mancino qua dentro? Lo sapevo che tu eri mancino, non poteva. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Dai, facciamo subito il giochino. Anche se non me lo merita ancora, mi dovete fare un applauso e rimanere con le mani così. Fermi. Ok, fermi con le mani. Chi ha la sinistra sulla destra? Guarda come si alzano le mani. Signori, chi ha la sinistra sulla destra è mancino, quindi con buona pace uscirete mancini da questa sala e poi vi spiegherò perché è fondamentale. Se un medico non sa che se un medico non conosce la parte dominante del suo paziente, parte già con meno 50. Cioè non puoi pensare di fare una diagnosi ad una persona se non sai questa lateralità. E non sai che soprattutto la grande scoperta di Hammer non è solo l'incidenza delle patologie a destra o a sinistra del corpo, e soprattutto che di fronte a un mancino e una mancina hai due, lasciatemi dire, animali biologici completamente diversi. Il mancino vive i conflitti in modo completamente diverso da un destrime e la natura non fa tutto questo a caso. Abbiamo deciso di un po' mancini, un po' destrime. Chiedetelo a qualsiasi medico, dice: ma che cosa mi chiedi? Già il corpo è stupido, adesso mi chiedi perché a destra e a sinistra, no? E allora qui entriamo nel discorso della verifica biologica. E la bellezza di queste scoperte del dottor Hammer è proprio quella della verifica al 100%. In attesa che il mondo scientifico si svegli,
Ribadisco, lo ripeto, non è in discussione il progresso scientifico medico. Non esistono, a mio avviso, le medicine alternative. Esiste ciò che può essere complementare alla medicina, quello sì. E posso anche attingere dalla medicina cinese, posso attingere anche dalla medicina ayurvedica. Una volta, tanti anni fa, fare l'agopuntura era una manovra da stregoni, adesso viene praticata addirittura in molte strutture. Quindi l'integrazione è il vero lavoro da fare, ma se io non ho possibilità di destrutturare una credenza, faccio poca strada. E allora lasciamo stare, aspettiamo che i medici si decidano a mettersi attorno a un tavolo e verificare. Passiamo a voi, parlo a voi come persone normali, per farvi dimostrare quanto la credenza è forte. L'ho fatto vedere prima, questa è una frase di Aristotele, scritta 2500 anni fa, ripresa da Giordano Bruno, dove dice: l'abitudine a credere è la causa principale per cui la ragione umana è distolta dal percepire ciò che di per sé è evidente. Quando io lessi questa frase ho detto: figurati, se è una cosa evidente mica c'è un problema, riconosco. Facciamo una prova. Se io chiedessi a qualcuno di voi che non conosce le leggi biologiche qual è la causa del raffreddore, cosa mi rispondereste? Un colpo di freddo. Se poi sei sudato e prendi il colpo di freddo, ancora peggio. In certe regioni ho sentito dire aria di fessura, aria di sepoltura. E ci siamo abituati a sentire dire dal sistema che per questi ultimi 3 anni il virus si prepara per il mese di settembre-ottobre, perché arriva il freddo. Poi quando è che arriva il virus? Di solito arriva verso Natale. Da dove arriva? Gennaio, sì. No, Natale. Certe volte, quando c'è il ponte dell'Immacolata più lungo, arriva anche... No, non sto scherzando, c'è una ragione ben precisa per cui arriva nell'Immacolata. E da dove arriva il virus? Non ho mai capito perché lo fanno arrivare dall'Oriente, non dall'America. Parte dall'Australia di solito, fa scala a Dubai e poi arriva da noi a Natale. E noi ci crediamo. Poi io ho ascoltato un'intervista all'amico Burioni, conoscete Burioni, il quale candidamente ha detto sì, il virus arriva a Natale, poi però a marzo non sappiamo dove va. No, non l'ho detto, va via. E noi continuiamo a credere a sta roba qui. Però se lasciamo stare queste credenze qui, diciamo che ormai anch'io sono cresciuto con la mamma che mi diceva mettiti la maglietta di lana se no ti becchi il raffreddore, stai attento alle correnti d'aria, perché d'inverno, scusate, d'estate c'è il raffreddore per colpa dell'aria condizionata nei supermercati o della macchina, e quindi ci sta, la logica ci sta. Allora cominciamo a fare un ragionamento più semplice. Se fosse vero che il freddo ti fa venire le malattie all'apparato respiratorio, dalla Svizzera in su dovrebbero essere tutti malati. In Africa non ci dovrebbe essere raffreddore e bronchiti. E lì già c'è qualcosa che comincia a stonare. Allora io adesso vi faccio vedere 2 scene, le ho girate a Vittorio Veneto. Prima che chiamate il telefono azzurro, c'è qualche mamma qui dentro che è disponibile, a fronte dell'evidenza di questo bambino, che è disponibile a far fare questa cosa al suo bambino di 1 anno? Vabbè, lui continua imperterrito.
Siamo in una scuola di Vittorio Veneto. Poi non ci credete. Ci sono anche le maestre in bikini. Se ci sono insegnanti qui dentro, vorrei invitarle quest'inverno con la neve a fare questa ora di ricreazione. Allora, è un po' impietoso, no? Vedere sta roba qui. Questo ovviamente non siamo a Vittorio Veneto, siamo nei paesi dell'est, forse Ucraina, o forse non so dove sanno perfettamente che il freddo non fa assolutamente nulla alle vie respiratorie. Riuscite a destrutturarvi solo perché ve l'ho detto? Credo di no. Io per dimostrarvi che non è il freddo, io devo, perché l'ordine della prova spetta a me, o meglio, il buon dottor Hammer, che ormai sono più di 20 anni che verifico che non è il freddo. È chiaro che d'inverno ci copriamo, fa freddo, ci mettiamo i cappotti, ma se io devo uscire sono senza cappotto, non mi creo l'angoscia di vivere il freddo. Però io devo dimostrarvi perché viene il raffreddore, perché viene la febbre, perché viene una bronchite o una laringite, perché viene una polmonite, perché viene un tumore al polmone. E questi sono 5 tipi di paure completamente diverse una dall'altra. Adesso ovviamente stasera vi introduco il discorso, poi siccome non amo fare i monologhi, io a un certo punto mi interrompo, mi fermo e vorrei condividere con voi delle piccole verifiche. Cioè voi mi fate, non tiratemi fuori la sindrome di Pinco Pallino, che no, cioè parliamo di qualcosa che può interessare tutti. Poi se qualcuno di voi vuole continuare questo percorso, ben volentieri andate dalla mia compagna, nonché moglie, che gli date la vostra mail e così avrete modo di frequentare l'approfondimento di tutta questa materia. Allora, Hammer cosa ha scoperto? Non ripeto la storia di Hammer, credo che la sappiate tutte, solo brevemente. Siamo nel 1978. Hammer amava molto l'Italia, la nonna di Hammer era di Firenze, lui veniva tutti gli anni in vacanza, andava a Positano, moglie medico, 4 figli. Quella notte del 17 agosto 1978, lo stesso, o una settimana prima o una settimana dopo che è morto Papa Luciani, Vittorio Emanuele, completamente ubriaco, questo lo dico perché ho parlato con la figlia del cuoco che lavorava da Vittorio Emanuele. Lui di notte all'1 è uscito dalla sua casa, ha preso un fucile e ha sparato a un signore che faceva degli schiamazzi fuori dalla sua villa nell'isola di Cavallo, in Corsica. Il colpo non ha preso questo signore, ma ha attraversato la paratia di una barca dove stava dormendo Dirk Hammer, il figlio del dottor Hammer. Tra l'altro vi dico, il 5 di luglio ci sarà una serie TV, non so come mai l'abbiano tirata fuori adesso, dove verrà ripresa tutta questa storia, e non è un caso che viene ripresa adesso, e verrà di nuovo narrata tutta questa vicenda su Netflix. Sono 3 puntate, sono curioso di vedere cosa diranno, perché hanno intervistato anche la figlia di Hammer che vive a Roma. Il colpo che ha preso il figlio di Hammer di per sé non sarebbe stato grave se qualcuno l'avesse soccorso. Di fatto nessuno, tantomeno il buon Vittorio Emanuele, ha pensato di soccorrerlo. La mattina successiva, dopo che lui ha perso tantissimo sangue, sono riusciti a portarlo in ospedale, l'hanno portato in Germania, ovviamente Hammer è andato dal figlio in Germania. 3 mesi dopo, dicembre 1978, Dirk Hammer muore tra le braccia del padre.
questi fatti di cronaca, i fatti di cronaca giudiziaria li sapete, il buon Vittorio Emanuele è stato assolto, punto, non voglio commentare questa assoluzione, non ci interessa nemmeno. Se io dovessi scrivere un altro libro scriverei grazie Vittorio Emanuele, è un paradosso, ma al dottor Hammer, questo è quello che pochi sanno, nel gennaio del 79 viene diagnosticato un tumore al testicolo e lui, che era un uomo già un grande ricercatore, si è fatta la domanda: possibile che non ci sia un nesso causale tra la morte di mio figlio? Perché un tumore al testicolo? E lì è partita il suo studio, che nell'arco di pochi anni è arrivato a, tramite la lettura delle TAC cerebrali, io sono stato da Hammer nel 2006 e ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo, e quando mi sono seduto davanti a lui in un bar a Malaga, la prima cosa che mi è venuta dal cuore è dirgli grazie dottor Hammer, che è il titolo del libro, del primo volume che ho scritto. E io sono entrato nella sua casa, il disordine era imperante, c'erano gli uccelli che entravano dentro, i cani, sembrava di essere in un bosco. Però sotto, dove aveva la sua, dove custodiva le TAC, c'erano 40.000 TAC cerebrali. Lui da solo ha studiato e ha rivisitato, rimodulando completamente i 4 comportamenti cerebrali del tronco cerebrale, cervelletto, il midollo cerebrale e la corteccia cerebrale. Questi 4 comparti del nostro cervello, da lì c'è la regia di tutto quello che è il comportamento fisiologico del nostro corpo. Chi sa leggere le TAC dopo averle conosciute in base alle scoperte di Hammer, sei in grado di sapere cos'ha quella persona, cosa ha avuto e a che punto è del suo decorso dalla patologia. Io ho avuto la fortuna di assistere a Hammer quando faceva delle visite e rimanevo con gli occhi aperti, come fa a sapere leggendo un attacco cerebrale. Però questa è tutta storia clinica. Di fatto cosa ha scoperto Hammer? Ha scoperto l'acqua calda, cioè ha scoperto che la malattia non è altro che la rappresentazione grafica di un processo bifasico. Questa curva che vedete è la rappresentazione di tutto ciò che è vita, tutto ciò che è vitale, che sia una pianta, che sia un animale, che sia un essere umano, è in vita se si trova in questo processo di 2 fasi. Inspiro ed espiro, onda lunga, risacca lunga, il giorno, la notte, cioè la vita è rappresentata sempre da 2 energie. Poi chi di voi farà il percorso vi dimostrerò che di fatto il processo bifasico è trifasico, questo in omaggio alla legge del 3 di Gurdjieff, però adesso non voglio entrare. Di fatto la vita è rappresentata sempre da un processo bifasico. Se ho la linea piatta, elettroencefalogramma piatto, sono morto. Ma se c'è vita c'è sempre questa scansione di 2 fasi. Forse il processo bifasico più bello qual è? L'alternanza fra ossitocina e adrenalina nel parto di una donna. E questo è di nuovo un processo bifasico, contrazione e distensione, che ti accompagna gradualmente al parto. Purtroppo certi interventi di ossitocina pesanti nella donna che è in tensione mentre sta partorendo sballa completamente questo processo bifasico e lì c'è il rimedio, parto cesareo. Vabbè. Ripeto, questa è la rappresentazione di una cosa che la medicina ufficiale non conosce. Guardate vedete che alla parte estrema destra e alla parte estrema sinistra c'è una curva bifasico proporzionale, cioè è la normotonia, è la vita di tutti i giorni di una persona che si alza, va a lavorare e poi va a dormire la sera. Hammer cosa ha scoperto? Che quando questo processo bifasico normotonico, normale,
viene alterato da quel triangolino dove c'è scritto DHS, che non è un pacchetto di sigarette, ma vuol dire sindrome di Dirk-Hammer, è l'acronimo in omaggio a sua figlia. Che cos'è questo evento? È lo shock biologico inaspettato quando io perdo il controllo della situazione. E allora che cosa succede? Vi faccio l'esempio, scusate. Se voi dovete salire un grattacielo di 20 piani, vi armate di buone gambe e buoni polmoni, arrivate in cima e scendete giù. È successo qualcosa di particolare, saremo un po' più stanchi. Ma se voi state andando a fare la spesa, inciampate in un gradino, no, in un scalino di 2 centimetri che non avete visto, mentre state cadendo, vi soffiate il naso, vi grattate un orecchio. Tutti facciamo la stessa identica cosa. Apri le braccia, hai una contrazione muscolare, hai uno scarico di adrenalina, potrei stare qui mezz'ora a dire cosa succede in quella frazione di secondo. Ma chi ci ha insegnato questa procedura? Nessuno. Questo è uno dei tanti programmi fisiologici, biologici, che la natura, questo sì che è ereditario, questo sì che è genetico, sono la fissazione di quelle strategie biologiche per la mia sopravvivenza. Se io subisco un attacco alla mia integrità fisica, laddove io subisco un attacco, cosa fa il corpo? Attiva il derma e prolifera che cosa? Quello che viene chiamato un melanoma. I melanoma sono il risultato di attacchi viscerali. Potrei andare avanti così, poi magari sulle domande che voi mi farete cercheremo di condividere la verifica di quello che vi sto dicendo. Allora, durante la fase azzurra, che è la fase conflittuale, dove io perdo il controllo della situazione, mi ritrovo ad attivare, non io con la mia volontà, ma è l'attivazione biologica di un programma biologicamente sensato, strutturato nel mio DNA. Quando è che finisce questa fase? Quando io mi sposto dal conflitto, esco dalla situazione conflittuale, che vi ho detto non ci esco perché voglio, perché sono consapevole o neanche se conosco le leggi biologiche. Esco quando io cambio la situazione conflittuale. Allora subentra la seconda fase, quella rossa, dove lì abbiamo tutti i sintomi di riparazione di un tessuto. Ed è lì che cominciamo ad avere i sintomi classici. Come fate a dire che siete malati? Qual è il primo sintomo, il più semplice? No? Dolore e la febbre. Ma perché il corpo scalda? Scalda. Secondo voi perché mi viene la febbre? Si difende col calore. Mi dici, no, l'accetto volentieri. Secondo te perché il calore mi difende? Brucia la malattia. Va contro la malattia. Questa è la vecchia accezione. Tanti mi dicono perché ammazza i batteri. Signori, nella lava di un vulcano a 2500 gradi ci sono i batteri. Il calore ha solo una funzione. Voi comprate 1 chilo di carne, dove lo mettete in casa? Perché? Per rallentare il processo di degradazione. Il freddo rallenta, il caldo accelera. Ci sono i nostri, non so da queste parti, ma sono convinto di sì, che i nostri nonni, bisnonni, non so se vi ricordate, quando uno aveva quella specie di influenza, gli davano da bere latte caldo, cognac, vin brûlé, tu andavi a letto, sudavi ancora di più e il mattino dopo stavi meglio. Qui invece adesso non capiamo perché, tra l'altro ci sono 3 livelli di febbre diversi a seconda del foglietto neuronale toccato, ma adesso non entro. Ma perché si chiede a un medico perché quello c'ha 37,5 e l'altro c'ha 39. Ci sono dei foglietti toccati completamente diversi, ma questa è roba tecnica. Quindi il caldo serve per accelerare un processo.
Quindi non devo abbassare la febbre. Dura, eh? Per una mamma che ha il bambino con 39 di febbre dice non devi abbassare la febbre. È chiaro che se ho un bambino che supera i 40 di febbre mi deve aiutare la medicina ufficiale a contenere quella fase che è la prima curva rossa, che è troppo espansiva, e lì ho bisogno della medicina ufficiale che vada a contenere delle sintomi che creano veramente disagio, specialmente a un bambino. Ma se ho la febbre e se ho il raffreddore, se ho la bronchite, se ho la laringite, se ho la polmonite, andiamo avanti così, sono tutte infiammazioni della fase di riparazione. Signori, il raffreddore non l'ha mai guarito nessuno. Perché? Perché non puoi guarire la guarigione. Il raffreddore è già guarigione, la bronchite è già guarigione, però siccome noi non abbiamo il tempo di consentire al tempo di fare il suo decorso, viviamo in un sistema, dobbiamo fare in fretta. Io non ho voglia di stare qui con il raffreddore, devo prendere gli antibiotici, devo togliermi tutta questa roba qui, e non sappiamo più rispettare i tempi di questa guarigione. Quella curva che va su, che è la crisi epilettoide, sono tutti i sintomi che noi viviamo per lo più di notte, verso le 2 e le 3 di notte. Adesso non mi dilungo su questi sintomi perché veramente diventa troppo specifico. A me interessa passarvi stasera il principio base. Tutto ciò che è malattia, parlo di malattie fisiologiche, non quelle strutturali dei bambini che vengono al mondo con dei deficit. Parlo di tutto ciò che la medicina ufficiale conosce solo nei sintomi della prima curva. E allora comincia a dover rivedere tutto il sistema. Poi certo che mi serve un farmaco, mi serve... Se ho un adenocarcinoma intestinale che mi ostruisce il transito intestinale, io devo intervenire, ma vuol dire che quella persona ha vissuto un grosso conflitto di un certo tipo. E allora è lì, il giorno che la medicina ufficiale metterà insieme il suo sapere insieme al riconoscimento del vissuto di una persona, lì finalmente sarà il grande giorno della medicina. Adesso, salvo fare degli esempi su quello che vi ho detto, perché tutte le malattie le vedete disegnate qui. Se volete poi mi farete qualche domanda e percorreremo questa curva. Il problema qual è? Il vero problema non è il conflitto, non è la durata del conflitto, non è l'intensità. Il problema è la recidiva conflittuale. Se io non mi sposto e continuo a recidivare il conflitto, il corpo continua ad attivare questo sistema. Se io prendo una testata contro il muro e mi viene un bernoccolo, cos'è, una malattia questa? È la reazione alla testata. Ma se io tutte le mattine picchio la testa sempre nello stesso punto, con lo stesso sullo stesso muro, il corpo continua ad aumentare questa ematoma, e alla fine il corpo mi dice: senti, o sei scemo o sposti il muro o ti sposti tu. Adesso, a parte questa metafora semplicistica, ma i conflitti che ti portano per le troppe recidive direttamente al camposanto sono due. Se io passo una vita in continuo conflitto di rancore, rabbia, questo è quello che attiva il fegato, le vie biliari, la piccola curvatura dello stomaco e il pancreas. Se io continuo a recidivare e vivo una situazione di continua violenza, il corpo attiva continuamente questi processi e alla fine c'è un limite conflittuale oltre il quale c'è un'altra soluzione biologica altrettanto ancora più sensata, che si chiama morte. Uno muore quando supera un limite conflittuale. L'altra recidiva conflittuale è la paura. Se io vivo una vita in paura, per non dire panico, tra l'altro a livello biologico ci sono 11 tipi di paure diverse. La parola paura dice tutto, dice niente. Ci sono 11 modalità diverse di vivere la paura, però questa è roba più tecnica. Ma se un animale biologico vive costantemente in paura, io vado ad attivare continuamente l'apparato respiratorio. Signori, tutte le persone morte, dicasi 200.000 persone in Italia,
Lo dico, lo confermo, lo sottoscrivo, non sono morte di virus, sono morte per i processi dei micobatteri a livello di alveoli polmonari, per il panico di morire. Non so se avete visto negli ultimi tempi, quando la gente andava a cercare di infettarsi, voglio prendere il virus per avere il Green Pass, no? E c'è gente che abbracciava perché voleva infettare e non ci riusciva. Non si attacca al virus. Cos'è che si attacca? Tu puoi attivare il virus solo se entri in una situazione di panico. Adesso qui sto dicendo delle cose che tanti dicono, questo da dove arriva? Allora, il problema grosso della medicina è che considera i microrganismi del nostro corpo come i diretti responsabili delle manifestazioni infiammatorie. E qual è l'errore che fa? L'errore che fa è la visione riduzionistica del corpo umano. Cos'è questo errore? Qual è l'errore che arriva? Voi sapete che nel Medioevo ci si ammalava perché dicevano che io ho fatto un peccato. Ho peccato, il buon Dio mi castiga e mi fa venire la malattia. Dopo, con l'illuminismo e il Rinascimento, ho detto aspetta un attimo, fammi vedere se c'è una malattia in un organo, voglio vedere cosa c'è. E hanno cominciato una meravigliosa ricerca scientifica, andando a vedere sempre di più nel più piccolo. Ormai siamo arrivati, con i microscopi che abbiamo, non c'è più segreti a livello di DNA, di conoscenza di come è fatta una cellula. Però qual è il problema? Che alla fine chi ricerca arriva a credere solo in ciò che vede. E allora avviene che cosa? Quel grosso errore che fa la medicina è che è quello dell'extraterrestre che viene sulla Terra. Se un extraterrestre viene sulla Terra e vuole scoprire chi causa gli incendi delle case, cosa fa? Va a vedere una casa che brucia. Chi vede sotto la casa? Vede i proprietari, i curiosi e i pompieri. Poi per fare una ricerca scientifica va a vedere 1000 case che bruciano. Cosa nota? Che cambiano sempre i proprietari curiosi, ma ci sono sempre pompieri. Chi ha causato l'incendio? I pompieri. Come si fa a spegnere l'incendio? Bisogna uccidere i pompieri. È la stessa, voi ridete, ma è lo stesso errore che fanno quando vedono un tessuto infiammato in un carcinoma del collo dell'utero di una donna. C'è sempre il papillomavirus. Ma il papillomavirus c'è e sta facendo un'azione di riparazione sulle cellule squamose di quella donna che ha risolto solo al 100% un conflitto di frustrazione sessuale. Una donna non può avere un carcinoma nella misura in cui non ha quel conflitto. Quando un mio amico medico mi disse: hai vaccinato le tue figlie? Io dico no. Devi vaccinare le tue figlie. E gli ho detto: senti, io le vaccino per il papillomavirus, però tu mi scrivi, mi garantisci che non avrà il carcinoma? No, non te lo posso garantire. Te lo garantisco al 70%. Cosa vuol dire il 70%? Che se ce l'ha è sfigata, fa parte del 30%. Non c'è nessuna certezza. Mentre se io capisco che quella donna sta riparando nella prima fase rossa, sta riparando nelle cellule squamose quel processo di necrosi nel collo dell'utero a fronte di un conflitto di frustrazione sessuale. Il virus certo che c'è, ma il pompiere che sta facendo il lavoro. Il coronavirus c'è sempre stato e sempre ci sarà. Guarda caso, quando è arrivato il virus dall'Oriente, dalla Cina, sono sparite le influenze. Non c'era più l'influenza, adesso sono diventati tutti malati di coronavirus. Lo dico una volta sola, poi non lo dico più. Guarda caso, quelli che avevano questa influenza venivano trasferiti nei reparti Covid. Lo dico una volta, non lo dico più. Da 3.000 euro al giorno incassavano 10.000 euro al giorno. Punto, a capo, chiudo. Questo non mi interessa a me entrare nelle critiche della strumentalizzazione commerciale. A me interessa dimostrare scientificamente perché avviene un certo tipo di processo. Allora, ritorniamo al discorso della recidiva conflittuale. Come diavolo faccio io a spostarmi da una situazione conflittuale?
E l'altra osservazione che io ho fatto, ho detto: perché certe persone hanno sempre quel tipo di patologia e altre no? Ci sono tutte le malattie motorie, sclerosi, distrofia muscolare, Parkinson, SLA, sono tutte patologie che capitano a un certo tipologia di persone, non ad altre. E grazie allo studio dell'enneagramma finalmente sono riuscito ad arrivare a capire cos'è l'enneagramma. Lo dico per chi non sa nulla. Viene dal greco 9 tipologie, enne vuol dire 9. È uno studio che per tanti anni è stato mantenuto segreto. A livello in Sud America gli psichiatri avevano fatto un patto che non avrebbero mai divulgato la conoscenza di questi 9 enneatipi, perché se tu hai la conoscenza di questi 9 enneatipi sai già chi hai davanti a te, qual è il suo modello caratteriale, e questo vuol dire avere la forza di manipolare una persona. Per fortuna uno di questi psichiatri ha divulgato l'enneagramma e adesso, guarda caso, insieme alla divulgazione delle 5 leggi biologiche, sta avvenendo sempre di più la divulgazione dell'enneagramma. Vi lascio una battuta: non a caso, guarda caso, i detentori dello studio dell'enneagramma chi sono? I gesuiti. L'unica associazione in Italia che è stata strutturata con l'enneagramma è i mani gesuiti. E Papa Bergoglio, vediamo che ci sono le suore che non vorrei... Lo dico, ma è vero, Papa Bergoglio è un grande conoscitore dell'enneagramma. Però finalmente, io tra l'altro quando ho letto il mio ennetipo sul libro ho detto: madonna, mi hanno scoperto, sanno tutto di me. Sono 9 strategie comportamentali ed è qui c'è la novità. Io quando ho fatto le formazioni sull'enneagramma mi chiedevo sempre: ma quando è che si forma questo benedetto modello caratteriale? E nessuno mi sapeva rispondere. Io, siccome sono San Tommaso, finché non verifico non credo, mi sono accorto che l'ennetipo si forma nei primi anni di vita in base a quelle che sono le strategie biologiche di sopravvivenza. Non so quanti di voi conoscano una realtà che di fatto è sconosciuta. Quando un bambino viene al mondo, la mamma cosa deve fare? Deve risolvere i conflitti delle 6A: pappa, cacca e nanna. Okay? Prima devi dargli da mangiare, poi devi essere attenta che il tuo bambino ha fatto la cacca e poi devi fargli fare la nanna. Dopo questi 3 conflitti biologici primari della scala di Maslow, cosa fa il bambino? Ride. Che c'hai da ridere? Ovviamente la mamma tutta felice chiama il parentato, ha fatto il primo sorriso, facciamo il filmino, le foto. E noi veniamo al mondo felici, siamo essenza pura d'amore. È una sorta di paradiso terrestre, non esiste. Questo lo dico con la riserva di un bambino che ha avuto un parto normale. Se un bambino viene al mondo con l'itero vuol dire che viene al mondo incazzato, ma se un bambino viene al mondo normalmente, lui dopo che ha mangiato, ha fatto i suoi bisogni, ha fatto la nanna, ride. Pochi sanno, ma guarda, tutti noi siamo venuti al mondo felici. Quanto dura la felicità? 6-7 mesi, 9, qualcuno più fortunato 1 anno, quando il bambino a un certo punto dice: qui c'è poco da ridere. E cosa fa il bambino? Va a attingere nel suo DNA quelle che sono le famose strategie di sopravvivenza di fronte a un conflitto, cioè le 2 principali sono o attacco o scappo. Questo lo sapete, no? Ce n'è una terza, è quella mi fermo, sto fermo. Quindi attacco, scappo, sto fermo. Adesso, ahimè, spero che non si cristallizzi, si strutturi la 4ª modalità, che è la più pericolosa di questi tempi. Mi sottometto. Quella lasciamola un attimo da parte, sperando, e sono convinto che
persone come voi, persone che si stanno svegliando, possono essere lo zoccolo duro per evitare che questo avvenga. Però biologicamente io o attacco, scappo, sto fermo. Se voi andate, chi di voi farà lo studio dell'enneagramma, che è la seconda materia che porto avanti, si accorgerà che i 9 enneatipi sono costituiti da 4 tipologie di persone che sono assertive, propositive, sono quelli che sono sempre in prima linea. Una di queste è Francesca, sono quelli che non fanno un passo indietro. Ce n'è 4 persone che implodono, sono quelle che dicono aspetta te, fidarsi bene o non fidarsi meglio, e si difendono aspettando o sono quelli che implodono. Queste 4 e 4 sono 8, c'è l'unica forma di comportamentale che è il tipo 9, sono quelli che non decidono, sono quelli fermi, sono i papà pacifici, sono quelli che quando gli chiedi di fare qualcosa dice aspettiamo, poi vediamo, no? Sono quelli che rimandano sempre. Io ho 2 figlie 9 dell'enneatipo dell'enneagramma, quando devono decidere, madonna che fatica fargli decidere. L'ultima battuta di mia figlia, che è un capolavoro dell'enneatipo 9, dove lei doveva decidere, far prendere o meno una decisione, per 6 mesi sono rimasto in una situazione, dai decidiamo, lo facciamo o non lo facciamo. Alla fine mi ha detto, papà ho deciso. Ah, finalmente hai deciso. Cosa hai deciso? Ho deciso che deciderò fra 6 mesi. Questo è un capolavoro di rappresentazione. Però se io non conoscessi che questa è una struttura biologica di sopravvivenza, rischierei di mettermi subito in una posizione di giudizio e di critica. Invece comincio a capire chi sono io e mi rispetto un po' di più, ma soprattutto capisco chi ho davanti. Ecco il valore aggiunto dell'enneagramma. Ma l'obiettivo finale non è conoscere solo le tipologie. Uno che fa lo studio dell'enneagramma, lo studio è monco. Perché è monco? Una volta che ho capito le motivazioni biologiche, che me ne faccio? Ho capito che sono quel tipo, ho capito che sono quell'altro, e allora sono sempre punto da capo. È qui che è arrivata la terza materia, che mi è piovuta dal cielo così per caso, che è la comunicazione non violenta di Rosenberg. È il capolavoro dell'umanità. Non so se tra le scoperte di Hammer e quello di Rosenberg qual è più bella. Se una persona venisse da me e mi dicesse posso fare solo un corso, quale mi consigli? Io direi fai il corso di Rosenberg, perché le leggi biologiche si applicano, che tu le conosca o no. Ma se voi guardate come si attivano i 5 conflitti, perché i conflitti biologici sono 5, se andate a vedere le ragioni biologiche dei 5 conflitti, hanno tutti la stessa matrice, è la violenza. Tutte le situazioni che attivano un programma fisiologico nascono da un'azione di violenza. L'enneagramma mi aiuta a capire perché attivo quella cosa lì e perché ci sono gruppi, perché ci sono i gruppi che vi dicevo, tutti hanno problemi di patologie motorie, sono le persone molto molto rigide. Le persone in number one sono quelli che se fanno le cose si fanno bene, se no non si fanno. Monti, Draghi, questi sono i tipi 1, sono quelli che tutti di un pezzo, ma la loro rigore, il loro perfezionismo diventa un boomerang che si riflette su di loro, perché nella loro eccessiva rigidità implica un riflesso di rigidità motoria. Sono quelli che sono perennemente stitici, sono quelli che vivono tutta una vita in rancore perché loro pretenderebbero che il mondo andasse come loro ritengono che vada, e di fronte ad ogni ingiustizia vivono il rancore, e lì scatta tutto un altro meccanismo. Vi ho dato solo un piccolo aggancio, ma allora torniamo alla comunicazione di Rosenberg, che è quella, la materia che finalmente mi dà la possibilità di spostarmi dalla situazione conflittuale di violenza. Quando io conobbi la CNV, la comunicazione non violenta, ho detto qui siamo di fronte alla solita tecnica di comunicazione, quelle tipo PNL, coach, comunicazioni.
dove dico, probabilmente ci diranno vogliamoci bene, stiamo tutti insieme, abbracciamoci. No, quando ho scoperto cosa ha scoperto Rosmer, sono rimasto abbagliato da un fatto che non conosciamo. Voi avete mai litigato nella vostra vita? Avete mai ottenuto qualcosa litigando? Pensate di litigare ancora in futuro? Sì. Ma se non ottenete nulla, perché diavolo continuate a litigare? Questa è la domanda che si era fatto Rosenberg. E alla fine ha dato la risposta. Noi continuiamo a usare quel metodo di comunicazione, lui chiama la comunicazione dello sciacallo, perché non conosciamo che esiste un altro modo di comunicare. E finalmente lui ci ha passato questo modo di comunicare che implica un radicale cambiamento di tutta l'impostazione educativa che abbiamo ricevuto fino adesso. Mi spiace dirlo, ma la fabbrica della violenza è la famiglia. Perché? Perché veniamo da un retaggio storico di secoli e secoli di educazione. Non sto dicendo che i genitori sono violenti, è il metodo di comunicazione che è violento. Perché i genitori, così come lo Stato precostituito con le sue norme di morale, di leggi civili, penali, qualcuno stabilisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E nella misura in cui io contravvengo ciò che qualcuno dice che è sbagliato, loro hanno che cosa? Il diritto di usare la forza. Non so, vi dico una cosa che mi ha suscitato molta perplessità. Tutte le favole che raccontiamo ai nostri bambini, che mi hanno raccontato a me, sono molto, molto violente. Cappuccetto Rosso, Biancaneve, tutti, mettetecele tutte. Perché sono violente? Perché instillano nel bambino la legittimità di usare la forza e di uccidere qualcuno sulla base di un precedente ordine precostituito. Cioè, avete visto il nostro Presidente del Consiglio dopo che quando gli viene conferito l'incarico, cosa fa? Esce dal Quirinale, dove va? Al Senato, Parlamento riunito. Ma non va lì, prima passa nel giardino del Quirinale dove ci sono tutte le forze dell'ordine, tutte le forze che sono legittimate a usare la violenza, perché lì riceve l'investitura che lui adesso può usare la violenza. Ovviamente per assolvere alla pace, assolvere all'ordine, assolvere a quello che qualcuno ritiene che sia giusto fare. È finita lì? No, va al Parlamento dove c'è un altro giardino, dove ci sono di nuovo tutte le forze dell'ordine schierate e di nuovo riceve il secondo battesimo. La seconda volta riceve l'investitura e dice: adesso tu puoi dirci a noi chi dobbiamo uccidere. Sono forme antiche dove il potere ha in mano questo potere. Dopo è scontato, come voi potreste dirmi, ma loro fanno le cose giuste? Può darsi che tante cose sono giuste, ma ritorniamo alla famiglia. Il problema dei genitori è che ci sono due materie che nessuno ci insegna: imparare a fare i genitori e imparare a fare l'amore. Me l'ha insegnate qualcuno? I genitori come lo facciamo? Attingendo al cliché di quello che sono stati i nostri, e lì si è più o meno fortunati. Imparare a fare l'amore, per fortuna la natura ci dà la segnaletica di dove andare, ma nessuno ci insegna cosa vuol dire veramente fare l'amore. Allora, i risultati che noi abbiamo avuto in 10 anni di informazione che facciamo sulla CNV sono talmente strepitosi che veramente capisci che non hai più bisogno di usare violenza. Come? Non utilizzando delle strategie verbali di PNL. La differenza tra la PNL e la CNV: la PNL è una tecnica, la CNV è un cambio di un modo di essere dove non mi pongo come obiettivo di venderti il frigorifero, mi impongo di arrivare al tuo cuore.
E se io arrivo al tuo cuore e ti do la possibilità di sentirti ascoltato e capito, allora tu sentirai e ascolterai me. E quando due cuori si uniscono, i problemi non ci sono più. Provare per credere. Io mi vorrei fermare, nel senso che vorrei darvi la possibilità di farmi tutte le domande che volete su queste 3 materie che vi ho solo messo il profumo. E ripeto, da quest'anno, da settembre, inizierò queste formazioni che sono una novità in assoluto, perché finora tutti coloro che fanno Enneagramma, tutti coloro che fanno le 5 leggi, che fanno, sono tutte 3 materie distinte, che però non a caso, e il buon Jung si sta felicitando nella tomba, sapete che Jung parlava di sincronicità dell'energia, si stanno dilagando nell'universo, nella Terra. All'inizio si fa un po' fatica a alzare la mano, poi devo tenerle giù. Ti volevo fare una domanda, è più importante la lateralità della mano o dell'occhio? Allora, né una né l'altra come importanza. Hammer sostiene che la mano è quella più convincente, l'occhio, e ci sono tanti testi che fanno, no? Fanno quello di incrociare le dita, incrociare le gambe, l'occhio, andare giù in ginocchio, vai giù con la parte dominante. Secondo Hammer la prova più efficace è l'applauso. Attenzione, se una persona batte le mani giunte, che è? Allora gli dite alla persona di mettere le mani così e di picchiare su una sull'altra, ma se uno batte le mani giunte avete già una chiave di lettura, quella persona ha vissuto dei problemi col papà da piccolo, perché la parte dominante ha risentito di questo blocco. Ho dimenticato la cosa più importante, poi vi lascio la parola. Cosa mi serve sapere la lateralità? Bene, dividete il corpo virtualmente in 2, okay? Una volta che avete saputo qual è la vostra parte dominante, tutti i conflitti relazionali che voi vivete con la discendenza, mamma e figli, si riflettono sull'emiparte non dominante. Tutti i conflitti relazionali che voi vivete con tutti gli altri, papà, partner, amici, quelli del vostro livello, sulla parte dominante. Questi giorni è venuta una signora che gli è morto il marito a maggio per un tumore e lei chissà perché un mese dopo è andata a farsi la mammografia. E guarda caso ha trovato un nodulo sul seno destro, perché lei era destrimane, e nel momento in cui ha trovato il seno destro adesso entrerà nel protocollo. Io gli ho spiegato che questo era un nodulo mammario che è cresciuto perché lei ha vissuto il bisogno di nutrire il marito durante la sua degenza oncologica, ed è inevitabile che questo sia cresciuto per nutrire il partner, e non poteva averlo a sinistra. Se invece ho incontrato una signora che mi è venuta col nodulo a sinistra, lei era destrimane, io so già che ha vissuto un conflitto con la mamma o figlia, la mamma non c'era, non poteva non avere un conflitto con la figlia. Dico, la domanda, signora, cosa è successo con sua figlia? E questa mi guarda e dice, come fa a saperlo? La figlia aveva compiuto 18 anni e aveva chiesto alla mamma, come regalo della sua maturità, di poter andare a trovare il suo amico in Brasile. E la mamma dice, come vai da sola in Brasile? Eh sì, mamma, ormai ha 18 anni, vabbè, fatto tira e molla, lascia andare la figlia in Brasile. Questa ragazza scende all'aeroporto a Brasilia, le portano via i bagagli, i soldi, i documenti, tutto. Lei non aveva più nulla. In qualche modo racimola 2 soldi, telefona alla madre, la madre sente la figlia, cos'è questo? Una DHS, uno shock inaspettato, cosa ha attivato? La ghiandola mammaria del seno sinistro. Cosa fa la ghiandola? Cresce in fase attiva, in soluzione fa la necrosi caseosa, riduce
E alla fine cosa diventa quella ghiandola? Una calcificazione. Io credo che non ci sia seno di donne che non abbiano delle calcificazioni. Sono tutti quei piccoli conflitti vissuti, qualsiasi donna l'ha vissuto. È una cosa maligna. Il problema è che adesso con questa prevenzione che fa, voi sapete che la medicina preventiva è molto utile, perché previene la carenza di malati. Allora, nel momento in cui fai maggiore prevenzione, tu dici ma che bello, ma guarda caso tutti i tumori al seno sono decuplicati e li trovano, ma è pieno di queste cose qui. Poi cosa fanno? Ti fanno l'intervento, ti fanno la chemio, ti fanno la radio, ti danno la pillola e tu puoi anche vivere senza un seno, assolutamente. Ma è come se tu c'hai una ferita sul dito, come curi la ferita? La medichi, però voi potete curare la ferita anche tagliando il dito, giusto? È la stessa cosa che fa. Però io non mi permetto di dire a una persona non fare la chemio, non fare la radio, non toglierti il seno. Io magari potessi dare nella durata di un incontro la tranquillità e la sicurezza di un altro modo di vedere. Questa produzione me la sono tolta. Io dico sempre alle persone, io ti spiego perché l'hai avuto, poi tu sentiti libero di scegliere la strada dove ti senti più forte. Quella è la strada giusta e si vive meglio senza un seno che non vivendo la paura di dire sì, ma quello mi ha detto che forse si calcifica e se non è vero e se c'è la metastasi, taglia. Scusa, finisco la tua domanda, così la vera prova della lateralità non è né il battere le mani né l'occhio. La vera prova è l'incidenza di un sintomo su una delle due parti. Senza augurarvi di avere un'emicrania, se io ho un'emicrania so che l'emicrania mi viene in fase PCLA, fase di soluzione, dopo che io ho avuto una questione con una persona. Ora, non ve l'auguro di avere l'emicrania per sapere se siete mancino o destrimane, ma se io l'emiparte che mi fa male a destra e il giorno prima ho litigato con mia moglie, io so che sono destrimane. Ma se il giorno prima ho litigato con mia figlia, io so che sono mancino. E questa è una prova matematica. Però la regola principale è questa. Ci sono teorie che affermano che la scienza è soggetta per essere costantemente modificata, probabilmente perché spesso si rivela incompleta. E la mia domanda è: quanto ci si deve fidare della scienza oggi? Bella domanda. Allora, no, io ti ringrazio di questa domanda perché io ti potrei rispondere, ve l'ho detto prima, non credete mai a nessuno. Chiedete, verificate, ma questa azione di chiedere e verificare non tutti se la consentono. Sapete chi non si consente di accedere alle 5 leggi piuttosto che non a delle medicine alternative? Sono quelli che hanno un timore reverenziale verso mamma e papà. La legge prevale, il potere precostituito io non posso andare contro. E il papà e la mamma sono rappresentati dal medico, dall'oncologo. Quindi io rispetto questo, perché se una persona, nonostante io gli faccia vedere l'evidenza, nonostante io gli dimostri, quella signora che ho incontrato che ha avuto subito dopo la morte del marito il nodulo al seno, quando io ho saputo che lei era destrimene, prima ancora che lei me lo dicesse, gli ho detto: lei c'ha il nodulo al seno destro. E lei mi guarda e mi dice: come fa a saperlo? Non è che ho il 50% la legge di Murphy che mi dice. Io sapevo che non poteva averlo a sinistra e nonostante le abbia detto di tutto il conflitto, quello che sarebbe avvenuto in base alla curva, alla fine gli ho detto: lei faccia la chemio, faccia l'intervento, si tolga tutto, segua tutto il percorso, perché non avevo chance per poterla destrutturare, ma lo dico con rispetto questo. A me non interessa passare le 5 leggi, a me interessa che le persone stiano bene.
Quindi io vi dico, stanno nascendo persone sempre migliori, e la crisi che è venuta adesso è una grande opportunità, perché come diceva Einstein, le crisi consentono di far evolvere le menti. Si è creata una dicotomia fra le persone, ci sono quelli, sì buona, mi sottometto. Io sentivo in una sala d'aspetto di un medico queste persone di una certa età che erano incazzate nere e dicevano: ma come fanno i Novax? L'hanno detto in televisione che bisogna vaccinarsi. E io cosa ci fai? Se non ti metti, non ti concedi di verificare. Quando ti dicono: ma non è vero, l'influenza viene a Natale. Sì, io ho scritto nel libro, ci sono 4 tipologie di persone che creano i sintomi della cosiddetta influenza, ma non c'è nessun virus che arriva dall'altra parte della Terra, e non c'è nessun virus che il buon Burioni dice: a marzo non so dove va. Non va da nessuna parte, perché il coronavirus è un processo simbionte al nostro organismo e sempre ci sarà. Sì, ci sono le varianti del DNA, per carità, e ogni anno cambiano i ceppi del virus, ma il ceppo base del coronavirus c'è sempre stato e sempre ci sarà. Quando io ho scritto nel primo libro, ho fatto l'aggiornamento inserendo 100 pagine sul Covid, spiegando cos'è veramente il Covid. Siccome stava per iniziare la vaccinazione, mi sono lanciato in un'affermazione che, se Hammer ha ragione, non può non essere vero, e ho scritto: se Hammer ha ragione, anche coloro che si vaccinano risulteranno positivi dopo. E la cosa si è avverata. Allora come fai a giustificare queste discrepanze? Allora, nella misura in cui sai che il virus ci sarà sempre, poi se tu lo vuoi strumentalizzare, ne vuoi far diventare un motivo di panico, fai presto a eliminare le persone. Salve, io volevo fare una domanda, 2 domande. Una è un chiarimento. Quindi la parte destra dell'estrimane è la componente maschile, quindi anche il No, non maschile. Allora, invece di cercare di ricordare a memoria, ragionate col senso biologico. Perché battiamo le mani così? Una è ferma e l'altra si muove. Chi ce l'ha insegnato? Questo nasce da una modalità di movimento motorio che risale a milioni di anni fa. Un tempo le donne non facevano un figlio e mezzo o mezzo figlio come stiamo facendo adesso. Fino anche a pochi anni fa si facevano 10-15 figli. Okay? Anche dopo la guerra, in momenti di crisi, si facevano famiglie molto numerose. E la donna che non andava a fare la manager, ma aveva questi 15 bambini intorno e allattava, era un continuo allattamento. Le donne un tempo non avevano ciclo mestruale, non perché non l'avessero, ma perché erano perennemente incinte. Adesso è il contrario, le donne hanno perennemente le mestruazioni, è un'eccezione avere il bambino. Ma la donna allattava. Se io dico alle donne e anche agli uomini: mettete un bambino in braccio e allattatelo, vedrete che istintivamente lo portate a sinistra. Perché? Perché tanti mi dicono: perché con la destra lo proteggo, ma posso fare anche l'inverso. Come no? Io posso mettere un bambino qui, c'ho la mano sinistra libera. Cosa c'è a destra, a sinistra? Il cuore. Per un bambino che viene al mondo, bere questo nettare degli dèi, sentire il cuore che batte, è il paradiso terrestre. Ecco perché poi ride. Poi chi ha allattato lo sa, potete portare anche il bambino sul seno destro, ma poi il bambino rugna, vuole tornare a sinistra. E se una donna viveva circa 2 anni, un po' meno, con questi bambini perennemente in braccio, aveva il bambino a sinistra e l'altra mano cosa faceva? Faceva tutto il resto, lavorava, la dava al partner, la dava a tutti. Fai un applauso. Noi abbiamo ancora il braccio sinistro bloccato da questa gestualità. E da lì che è nata questa configurazione conflittuale, per cui sulla parte non dominante
io ho tutto ciò che riflette la relazione conflittuale con la discendenza, mamma, figli. Maschio e femmina. Dall'altra parte ho tutte le altre persone alle quali io do la mano, partner, lavoro, papà, amici, fratelli, sorelle, tutto. Grazie. E la seconda, che senso ha la crisi epiletoide tra le 1 e le 3 di notte? Questa è una scoperta empirica che ha fatto Hammer, perché di fatto il ritorno verso le 2 e le 3 di notte è il processo di ritorno verso la situazione conflittuale, è una sorta di prova d'appello che il corpo ti fa fare nel massimo della vagotonia notturna, è come se volesse dire se hai risolto veramente il conflitto. E infatti le morti che avvengono di notte, gli infarti, ma tutte le crisi epilettiche, il bruxismo notturno non è altro che una crisi epilettica, le fuoriuscite di sangue dal corpo, le tachicardie, le apnee avvengono tutte in quell'ora lì e ognuna dipende dal tessuto embrionale. Ma se tu le conosci, la medicina le conosce ma non sa come collocarle, e tutte queste manifestazioni avvengono verso le 2 o le 3 di notte, sei nel massimo della vagotonia, subito dopo riparte la produzione di cortisolo che ti prepara la giornata successiva. Guardate che la crisi epiletoide l'abbiamo tutti di notte verso le 2 o le 3, solo che se tu hai un processo normale di giorno e di notte, tu ti addormenti. Certe volte vi sarà capitato di svegliarvi un pochettino e poi di raddormentarvi. Questo è un momento di ripresa del corpo prima di produrre cortisolo. C'è un'altra ragione che però adesso non ho il tempo di spiegarvi. Di fatto, questa è una ragione che io ho riportato nel secondo volume, ma questa è una teoria mia. Di fatto, se voi prendete la curva bifasica di Hammer e la proiettate su un piano tridimensionale, altro non è che la raffigurazione del toroide. La manifestazione del toroide è la manifestazione di tutte le forme vitali. Cioè c'è questo movimento di andata e ritorno, sempre un processo bifasico, dove se tu hai, quelle immagini che vedete di fianco sono alcuni esempi del toroide. Di fatto di notte tu hai la tua vita normale, poi ritorna su, fa sempre così. Se tu hai un conflitto attivo dove la curva è più alta, hai una curva che di ritorno più bassa, ma di notte c'è il ritorno dopo ogni 8 ore della curva che ritorna su ed è la crisi epilettoide. Se tu la superi resti in vita, se è troppo forte, Michael Bongiorno è morto di infarto delle coronarie, il quale è stata la DHS di Michael Bongiorno, quando Berlusconi gli ha tolto tutto nel mese di settembre dell'anno precedente. Questa è stata la DHS di Berlusconi, questo si chiama conflitto di territorio. Quando tu vivi un conflitto di territorio che dura più di 9 mesi, la crisi epilettoide è letale, muori. Come è morto Berlinguer, come è morto Enzo Tortora, come è morto Gigi Sabani. Sono tutti conflitti di territorio esasperati oltre 9 mesi, perché 9 mesi, se tu non sei capace come Capobranco di mantenere la leadership per la durata di una gravidanza, non hai di titolo di continuare a vivere. Nella serata ha parlato di credenze e di biologia. Bruce Lipton parla della biologia delle credenze, cioè in base a ciò che pensiamo possiamo attivare o meno dei geni che possono essere latenti o meno. Quindi quanto incide la mente, l'ego, le credenze nella nostra salute? Tutto. Cioè Bruce Lipton ha avuto, a me dispiace di non aver potuto incontrare Bruce Lipton per mettere insieme le sue scoperte,
L'altro errore che fa la medicina in questa visione riduzionistica è quella di dire quella c'ha un tumore al seno perché c'ha il gene BRCA modificato, e Bruce Lipton ha dimostrato ma non è il gene modificato che genera il tumore, è l'evento vissuto dall'esterno che è andato a modificare il BRCA. È chiaro che tutte le donne che hanno avuto quel tipo di evento di tumore hanno quel gene modificato, ma è l'inverso, cioè non è la cellula che attiva, è l'evento esterno che lavora sulla cellula. È chiaro che tutto ciò che io faccio, che sia una credenza, che sia un modo di vivere, io ti dico di più, il passaggio successivo, oltre alle credenze, io ci metto queste 9 tipologie caratteriali, per cui finalmente ho capito che ci sono degli enneatipi che hanno tutti sempre la stessa patologia perché vivono sempre quella credenza. È lì che devo togliermi queste maschere. Gli enneatipi non sono cose negative, sono strategie che si dividono in 2 gruppi. Io attacco, scappo, ma se io esaspero queste 2 modalità che sono tutte e 2 violente, uno che implode e che non è capace ad esprimere i propri sentimenti, non è capace a manifestare i suoi bisogni, questo è molto prevalente nel genere femminile, adesso un po' meno, io faccio violenza a me stesso. E applichiamo il concetto di Bruce Lipton, è la credenza che modifica. Peccato che Bruce Lipton non abbia potuto mettere insieme, ma tanto c'è poco, cioè non è detto che si debbano mettere insieme. I 3 grandi uomini che hanno scoperto queste 3 materie, Hammer, Gurdjieff e Rosenberg, non si sono conosciuti. Adesso a noi mettere insieme questi loro 3 lavori e viene fuori la biologia rivelata, perché tutte e 3 le materie hanno matrice biologica. Buonasera. Grazie. Buonasera. Una domanda, anzi 2 domande. Sempre parlando delle credenze, noi siamo biologicamente programmati a credere, quindi? Siamo biologicamente programmati? Siamo biologicamente programmati a credere? Sì. Sì, perché? Perché il credere, sulla base di una verifica, ti consente di acquisire ciò che è utile. Ti spiego meglio. Pochi sanno che noi siamo condannati al miglioramento. Qual è la differenza fra noi e gli animali? Che gli animali mangiano e procreano, noi mangiamo e procreiamo, ma abbiamo l'altra condanna. Noi siamo condannati a migliorare. Se tu non rispetti questa condanna, comincia a morire. Un essere umano comincia a morire quando non ha più progetti, non ha più sogni. Non è l'età anagrafica che ti rende papabile alla vecchiaia piuttosto che alla morte. È perché viviamo in un sistema che purtroppo porta le persone di una certa età a dire quella parolina che non dovete mai dire, ormai. Non dite mai ormai, perché come cominciate a dire ormai, il corpo comincia a scendere. Voi sapete, la rappresentazione della condanna al miglioramento, sapete qual è? Sapete qual è la rivista più venduta al mondo? La Settimana Enigmistica. Se ci pensate bene, è masochismo puro. Cioè, io vado in vacanza, sono sotto l'ombrellone e vado a prendermi un problema che devo risolvere. Andate da uno che fa la Settimana Enigmistica e dice: senti, non diventare matto, qua ci sono le soluzioni, coppiale. Noi abbiamo, se abbiamo un programma davanti, conosciamo le 5 leggi, ci togliamo la maschera dell'enagramma e abbiamo la CNV, correte solo un rischio di non morire più, questo è un problema. Però la tua osservazione è molto interessante, perché noi acquisiamo ciò che per noi è utile e lo manteniamo fissato in 2 modi, fisiologicamente e psichicamente. Ti faccio un esempio fisiologico. Perché abbiamo il solletico sotto i piedi? Cosa serve? Voi avete fatto riflessologia plantare, bellissima, no? Ti metti lì. Se uno viene lì con una piuma, con lo stuzzicadenti, diventa quasi una tortura. Perché?
Non c'è cosa nel nostro corpo che non abbia un senso biologico. Noi quando per milioni di anni camminavamo senza scarpe e l'animale che camminava nella foresta, una pietra puntita, una spina, un serpente, qualsiasi cosa che poteva ledere la pianta del piede, io ero un uomo morto perché non potevo correre, scappare. Allora il corpo ha attivato immediatamente un'ipersensibilità della pelle verso il tocco fine. Se noi abbiamo delle altezze tutte diverse, ma se io ci mettiamo qua in fila e vi dico di mettere le mani di fianco al vostro corpo, perché tutti arrivano, la misura delle braccia è questa, arriva qui a mezza gamba? Potrebbero essere più lunghe, no? Io potrei dare una mano di qua, potrei grattarmi la schiena in modo che... potrei abbracciare avviluppando mia moglie. Oppure potrei fare le braccine più corte, no? Che devo tutte le notti quando dormo, non so dove mettere le braccia. Però tutti abbiamo le braccia che arrivano qua. Perché quella misura? La risposta ve la dà la barriera difensiva quando battono una punizione in una partita di calcio. È la misura esatta per proteggere ciò che è biologicamente importante. Le parti sessuali sono fondamentali, non posso precludere, non posso mettere a repentaglio la fragilità di un organo sessuale. Questo è per dirvi che tutto ha un senso biologico, questa è la parte fisica. Allo stesso modo il l'enneagramma è la credenza di 9, adesso l'enneagramma sono 9, ma sotto ogni ennatipo ci sono 3 sottotipi, quindi sono 27 i tipi. Allora, questi 27 tipologie sono la fissazione di credenze che è utile rispondere in quella maniera. Le persone che fanno proprio quella modalità o attacco o scappo, la Francesca non la vedrete mai in una posizione di scappare. Io quando l'ho conosciuta ha una forza vitale che fa parte del primo gruppo e questo serve per il gruppo. Ci sono persone invece che fanno un passo indietro, è un altro modo, ma quella diventa una credenza psichica. Ma alla fine dov'è che dobbiamo arrivare? A ritrovare consapevolmente quel bambino felice, ma per ritrovare quel bambino felice io non devo avere più paura, non devo essere più violento, devo cambiare totalmente il mio modo di essere. Siamo all'inizio del primo vagito di un bambino appena nato, non arriveremo a raggiungere, almeno io probabilmente non vedremo questo mondo, ma abbiamo il dovere di gettare i primi semi. Vi garantisco però che chi ha avuto modo di conoscere la CNV ha cambiato la propria vita. Poi un'altra domanda, lei prima parlava della comunicazione non violenta, è la comunicazione che parla anche di togliere le critiche, la bugia e dire la verità? L'ultima non l'ho capita. Dire la verità. Allora, fa parte di questa comunicazione? La comunicazione violenta si basa su alcuni principi fondamentali. L'errore che noi facciamo è, uno, io mi siedo al tavolo con te, io ho ragione, tu hai torto, e tu mi dici no, io ho ragione, tu hai torto. Da lì iniziano le strategie di comunicazione. La comunicazione non violenta esclude i giudizi, i premi, i castighi, esclude ogni forma di comunicazione dove io dico tu mi fai arrabbiare. No. Non sei tu che mi fai arrabbiare, sono io che mi sento in una certa maniera perché il tuo comportamento non assolve un mio bisogno. Cambia completamente la comunicazione. I bambini non vanno premiati, questo è duro, perché se io premio continuamente un bambino, lui farà quella cosa per il premio, non perché sia giusto farlo. Avete visto il film L'attimo fuggente? Quello è una perla di CNV. Dove questo insegnante, Robin Williams, faceva amare la poesia. I bambini non devono fare qualcosa perché devono, ma dobbiamo insegnargli a voler fare qualcosa. E qui si apre un mondo di comunicazione nuova, ma soprattutto i bambini vanno ascoltati.
Chi di voi ascolta il proprio figlio? Si mette davanti a lui e dire: raccontami cosa stai vivendo, qual è il tuo bisogno. E se volete avere dei maestri di CNV, parlate con i bambini di 3 anni. Loro sono ancora puri, manca poco per essere masturbati. Poi loro, se voi andate da un bambino di 3 anni, avete la possibilità di sedervi davanti a lui e dire: mi racconti come hai vissuto ieri la giornata a scuola, cosa hai provato? Lui comincia a parlare e non vi molla più. Se io mi sento ascoltato e capito, allora mi rendo disponibile a ascoltare e capire te. Ma io entro in uno spazio di cuore. Buonasera. Buonasera. Io le chiedo questo. Intanto la ringrazio di avermi dato questo collegamento tra l'enneagramma e le modalità con cui rispondiamo, no, a questi conflitti. E le chiedo questo. Una delle chiavi per, come diceva prima, no, destrutturare la nostra risposta automatica in base al nostro enneatipo può essere l'applicazione della virtù? È bello quello che dici, mi aiuti a capire cosa intendi per virtù. Faccio l'esempio su di me, io sono enneatipo 5. Siamo in 2. Piacere. Piacere. 2 5 che si incontrano sono. E ho imparato che, per esempio, il mio vizio è quello del trattenere, no? Del non essere generoso. La mia virtù sarebbe proprio quella invece di applicare tutte le conoscenze che io accumulo e agire. Quindi per me sarebbe l'azione. E se guardo le mie patologie in questo periodo di vita, sono tutte energie ristagnanti, esatto. tenute. Grazie. Quindi mi chiedo, per uscire da questo mio meccanismo mentale, può essere l'azione nel mio caso? Assolutamente. Allora, adesso mi è chiaro, grazie. Per rispondere alla tua domanda, non so quanto hai studiato l'enneagramma, se sei arrivato a studiare i 3 sottotipi. I 3 sottotipi del 5, come di ogni altro enneatipo, quando io ai miei insegnanti di enneagramma tanti anni fa gli chiesi: ma perché sono 3 sottotipi e non 4? E perché non 2? E lui ha detto: non lo so, mi hanno detto che sono 3, sono 3. E io dico: no, mi devi rispondere perché sono 3. E la risposta me l'ha data Hammer. Chi di voi ha studiato Hammer nelle costellazioni schizofreniche sa che noi abbiamo 2 emisferi cerebrali, la parte maniacale del maschio e la parte depressiva conservativa femminile. Questi sono già 2 enneatipi. L'unione, la forza neutralizzante che unisce queste 2 forze energetiche, qual è? L'amore, la sessualità. E questo ritorna a Gurdjieff. Okay? Allora, noi 5, tu puoi essere un 5 conservativo, Kafka, Leopardi, Chopin, o puoi essere un 5 sociale, Einstein, ci sono tanti 5 che Freud, sono tutti quei 5 che divulgano, ma tu li riesci a capire a seconda di come sei. Guardati il film La migliore offerta di Tornatore. La migliore offerta è la storia di un 5 che attraversa per tutto il film le 3 fasi: sociale, sessuale e conservativo. E rivedi l'evoluzione dove la stessa figura del 5 cambia, perché noi la domanda che mi hai fatto tu la puoi applicare in un giorno solo. Tu ti puoi alzare conservativo, depresso, puoi finire la giornata in un momento di una modalità sociale. Ma questo me lo spiega Hammer. Ecco la bellezza di questa unione di queste 3 materie, che trovi tutte le risposte nella biologia. Però l'obiettivo è liberarci da questo 5. Se riusciamo a toglierci da questo... Sapete quando non serve l'enneagramma? C'è un momento nella vita in cui tutti gli enneagrammi spariscono. Quando? Quando siamo innamorati. Quando sei innamorato non hai bisogno di strategie, va tutto bene.
mi auguro che tra di voi ci siano molte persone innamorate. Quando sei innamorato va tutto, no, ma perché devo usare strategie? Quello mi può prendere anche a schiaffi che lo amo lo stesso. Eccomi qua, buonasera. Buonasera. Io ho una domanda un po' più leggera. Mi sono sempre chiesta, prima lei ha detto che un bambino nato con l'itero è un bambino incazzato, allora adesso mi sono chiesta, ma io che sono nata a 7 mesi e qualcosa, sono nata incazzata o con la fretta di uscire? Bella domanda, non è tanto leggera come domanda. Se sei nata di 7 mesi, la prima domanda è: sei nata con parto spontaneo o artefatto? Mia mamma dice che è stato indotto. Allora, sei nata incazzata perché ti hanno fatto uscire prima del tempo. Ok. Questa è scusate il termine francesismo, è un'incazzatura biologica. Tu avevi bisogno di ancora 2 mesi di starli dentro. Poi, per carità, il problema è andare a vedere come mai dei medici, giustamente, presumo, parlo in buona fede, hanno ritenuto opportuno farti nascere prima perché c'era una situazione conflittuale di tua madre. E come ha vissuto lei i 7 mesi? Questo glielo posso chiedere anche perché serve a me come crescita. Sì, però siccome nella visione dell'enneagramma tutto quello che accade è giusto così come accade, se tu hai avuto questa prima prova da superare venendo al mondo, vuol dire che ti è servita comunque e sei qui con noi a condividere questo percorso di crescita. Hai dovuto salire un po' di più la montagna, un po' più... Sì. Però ce l'hai fatta. Ok, poi una cosa che volevo dire, ragionando su questa cosa, è che io sentivo sempre una forma di malinconia, se può essere legato alla mia nascita prematura. Quando ho scoperto che forse era la fretta di venire al mondo, anche se gialla, perché poi sono stata quasi 2 mesi da sola in incubatrice, allora mi sono calmata. E questo è il secondo motivo di incazzatura. Tua mamma è stata l'incubatrice. Okay. Se un bambino viene al mondo, la prima cosa che vuole cos'è? Il seno della madre. E il bambino che non ha il seno della madre subito, che cosa vive come conflitto? Conflitto di... sono 5 conflitti. Di separazione. E dove lo vive il conflitto di separazione? Sulla pelle. Quale parte della pelle? La testa. Lì si forma una riduzione sensoriale dell'epidermide durante il conflitto attivo. Quando finalmente qualche anima buona attacca il bambino al seno della madre, il bambino dove va? Nella fase PCLA, cioè va in soluzione. Cosa forma sulla testa? La crosta lattea. Perdono loro perché non sanno quello che fanno, perché cosa dicono? Ecco, adesso gli è venuta la crosta, colpa del latte e via il bambino. La crosta lattea è la fase di riparazione della separazione e lì è felice il bambino di finalmente che poggia, perché sulla testa? Perché questo è il primo contatto, la prima credenza biologica che io non ho la crosta nei piedi, ho qui il primo contatto, io lo devo avere nella testa. E non a caso chi perde i capelli, specialmente genere femminile, è quando vive un conflitto di separazione da mamma e papà. Tutti i problemi della pelle sono tutti conflitti di separazione. Poi loro ti dicono di tutto, di più. Voi non andate al mare, vero, d'estate? Certo che sì. Sì. Ma lo sapete che vi viene il melanoma? Perché ridete? No, perché non fate vostra la credenza che vi viene il melanoma abbronzandovi? Però hanno detto che il sole fa bene al tumore alla prostata, quindi bisogna scegliere se la prostata o...
Buonasera, volevo se per cortesia faceva qualche esempio di relazione tra la malattia e i conflitti, cioè non so, gli acufeni, il diabete, cioè così, qualche esempio semplice. Allora, ti prendo il diabete, che è forse più interessante dal punto di vista, premesso che la medicina ufficiale non sa cosa, perché, cioè viene perché sei sfigato, bla bla, e quindi cos'è il diabete? È un innalzamento di zuccheri nel sangue. Qual è il senso biologico? Vediamo se ci arriviamo insieme. Qual è il senso biologico per cui dovrei alzare gli zuccheri nel sangue? Gli zuccheri cosa servono? Per dare forza. E perché non è l'insulina che non c'è o riduce o non funziona, è l'insulina che dice agli zuccheri: voi nelle cellule non ci andate, rimanete nel sangue, perché la persona su dalla testa mi sta dicendo che sta per andare a combattere e ho bisogno dell'energia immediatamente disponibile. Il diabete viene solo alle persone che vivono un conflitto di opposizione non scaricato. Le case farmaceutiche sono lì che agognano il giorno in cui saremo obbligati a fare l'esame del diabete tutti quanti, obbligo, perché, signori, tante persone che si alzano al mattino, oltre a mettersi la giacca, la borsa, si mettono il coltello nei denti, lo scudo, la lancia e vanno a combattere, perché lì in quell'ufficio io ho il nemico. E il diabete si alza. Ho incontrato un bambino di 8 anni che aveva il diabete a 500. Perché? Cos'è il conflitto di... Quando c'è un problema di un bambino è sempre perché il bambino vive un conflitto di opposizione verso due genitori che litigano. Quando ho chiesto al bambino, era sotto Natale, gli ho chiesto: cosa vorresti che Babbo Natale ti portasse? E lui mi ha detto: vorrei che papà non picchiasse più la mamma. E lui aveva il suo quadernetto, faceva l'insulina ovviamente, e scriveva 500, 450, 480, dipende quanto il papà picchiava la mamma. Se io elimino la causa, il diabete scende, ma il diabete alto non è una patologia grave. Oddio, è grave se io passo la vita in opposizione e non scarico. Craxi, di cosa è morto? È morto di diabete, ma più l'altro conflitto insieme, quello che si chiama il conflitto del profugo, per cui io trattengo i liquidi. Questo è un conflitto molto interessante, cioè quando ci sono tante persone che sono tendenzialmente, diciamo, grasse, ma non sono grasse perché mangiano, sono grasse perché sono piene di acqua, e io trattengo l'acqua quando vivo lo stato di profugo. Craxi era in Tunisia, aveva la sua villa bella, poteva godersela? No, era lì incazzato nero contro il sistema che l'aveva buttato giù dal potere e continuava a arrabbiarsi contro il sistema, e in più viveva il profugo perché era in una casa che lui non voleva starci. Ovviamente un eccesso di zuccheri nel sangue più il gonfiore dell'acqua di fatto ha cominciato a creare le piaghe da diabete, è cominciato, poi alla fine c'era poco più da fare, ma lui sarebbe bastato che si fosse spostato da quella percezione conflittuale. Però verificatelo, il diabete, c'è solo un'eccezione: nella donna mancina il diabete viene solo per un'opposizione di natura sessuale, schifo sessuale, ma solo la donna mancina fa questo. Però adesso non riesco ad approfondire più di tanto. Dimmi. Buonasera. Ciao. Allora, volevo farle questa domanda che è da anni che mi sono sempre posta. Io ho avuto un figlio e i primi 4 mesi ho sempre vomitato. Io vomitavo anche l'acqua. Allora io mi domandavo, perché io ho vomitato 4 mesi e ci sono altre persone che fanno 9 mesi di iliaci? Cioè io mi sono sempre domandata. Scusa, quando eri incinta o dopo? No, incinta. I primi incinta. 4 mesi io sono stata anche ricoverata perché avevo eliminato tutti i liquidi. Quindi durante la gravidanza hai vomitato. Perché questa curva che vi faccio vedere è la curva di tantissimi processi. Questa è la curva di un orgasmo sessuale, questa è la curva di un ciclo mestruale, questa è la curva di una gravidanza.
Biologicamente, quando la donna rimane incinta, è un DHS, cioè un evento inaspettato che la donna sono incinta, ok? La parte simpaticotonica, cioè la fase conflittuale, la natura ha previsto per la donna che dura dai 3 ai 4 mesi, esattamente il periodo che hai detto tu. Perché questi 3-4 mesi? Perché la natura a tutti i costi vuole che le donne abbiano un bambino, però devi passare sotto il vaglio e l'esame, il test, che tu possa garantire al sistema, a questo campo morfico, chiamiamolo come lo vogliamo, che tu sei pronta e abile per fare un bambino. Posso chiederti, il bambino era voluto? Sì, forse solo io. Cioè tu probabilmente quando lo volevi, ma c'era la nausea, lo stare a disagio, la gestosi, sono tutte situazioni biologiche che dimostrano che c'era qualcosa. Vado avanti. Grazie. Poi dopo i 3 mesi entri in PCLA e allora lì la donna va in paradiso. Quasi non vorrebbe nemmeno avere un bambino. La crisi epilettoide è il parto, l'ultima fase la PCLB è l'allattamento, è sempre la curva che si ripete. E hai fatto poi un altro figlio? 2. E il secondo? Che strano, Ma va. Grazie. Grazie di essere stati con noi. Lì fuori ci sono